Allora, buonasera a tutti, per chi non mi conosce mi chiamo Maurizio Bazzoni, insegno al collegio da tanti anni oramai, ma prima di pensione manca molto, e ero lì. E mi sono messo a scrivere un po' di poesie in dialetto da pochi mesi, ho cominciato a maggio, ma ho visto che mi piaceva e ho stato avanti a scrivere un po' tra i fatti che succedevano a me stesso, e poi ho cominciato a commentare i fatti di attualità, visto che a me non succede più niente, di cosa faccio? Commento su quello che succede al telegiornale, i fatti eccetera eccetera. Ho scritto 36 storielline, non ve le leggo tutte e 36 perché mi sembra che sia un po' lungo. Partiamo da dove mi sono fermato l'altra volta. Allora, se oggi è il 28 meno 7 dovrebbe fare 21, giusto? Questa forse l'avevo già letto, però la leggo un'altra volta. Cellulari, questa qui è una storia un po' così. Oramai le tanti anni che in giro il telefonino, galantucci, anche gli anziani, preti, suor e ragazzini, e tal senta dappertutto, nei negozi, in sul viale, dal dottore e soprattutto ai matrimoni e funerali. Ma il bello è la suoneria, a ganè per tutte le persone, col volume che si salta via, che si sente fino a Caron, chi ti fa la sinfonia, chi la samba e operette, o che ha quei melodia che la fanno da giù i calzetti. I modelli nuovi hanno da comprare, i fiolocca che è adesso, se padre a messaggiare, al doperano anche al cesso. Ormai tutto il selfie a fanno, si fotografano da parlare, va su Facebook, Instagram e WhatsApp a tutti i ori. Una volta mi facevo, a parlare un po' più sé, e anche tanto si scrivevo se mi è morta ai tempi indrei. Questa era carina, ci sono anche cose un po' meno piacevoli, purtroppo. Scrivo anche di questo cercando di mettere, diciamo, qualcosa di allegro, anche se di allegro c'è niente, però vabbè. Stupro condonato 22 luglio. A Firenze 7 anni fa una chiusa sui 20 anni da se fiolò è stata stuprata, erano tutti figli italiani. La condanna la che sta, ma la curla decidù da mettere tutti in libertà, caso chiuso, non parla più. Come mai sta decisione? L'allegrotta sta chiusa qui, la BU, ma la capì, ma per creta quel che la di, la doveva forse morire? Altra storia minga mal, che passava 23 anni, siamo a Bari all'ospedale, in nasciuto Bettusan. E scambiavano il primo, oh madonna, e scambiavano in di primur. E poi dopo cosa fanno? Vanno a vivere con i genitori, mica so tutti questi anni. Una di do, ma mi stanza, nel guardare su Facebook, la notare una somiglianza troppo vera, senza truc. Hanno fatto tutti gli esami del caso e ha scoperto la verità e ne andare a informarsi, risarcimento proporzionato. Se all'ospedale magari, ma scambiavano anche a me, adesso essere milionari. Ma lei mica assumisci. I giornali esteri si preoccupano di parlare di noi, siamo importanti, voi non lo sapete, ma siamo molto importanti. Perfino il New York Times al 23 luglio si è dedicato ha parlato della nostra povera Italia. Noi nel mondo siamo importanti, al New York Times alla parlare dell'Italia e specialità problemi che a Roma hanno. I rifiuti in un problema, il centro è sporco, a netta no, i trasporti a fan pena, le vindica o sì e no. Nel metro è un calore che si sente male gente, pieno da rom e borseggiatori, fanno quel che vogliono e si può fare niente. In che poi a se guastà una quei porta del metro, ma fa niente, alle andà coi porvert, ma sa può. Sa presento mi sci, specie il giubileo da adesso, ne tarà 3 volte al dì, per finire al sarei stesso. Altre notizie un po' tristi, 24 luglio, povera Italia. A Trieste la polizia la forzava un appartamento, l'inquilina l'era via
la pagava ormai più niente. Penetrà un stremissi a Gan, l'inquilina l'era là, l'era morta da 20 anni e nessuno che la notà. L'Italia in che in tan per cambiare la superà, i disagi in statan, tanti voli cancellà. Per finire ancora più male, agli scavi di Pompei, assemblea sindacale, ansarà su tutti i cancei. I turisti tutti in fila, sotto al su erano là, erano tanti, ben 2000, e già tutto un po' incassato. Meno male che il sovrintendente, visto il caos che era là, l'ha dervelu, così la gente la può andare a visitare. Per l'Europa qui intorno e si è mica organizzata. La riunione da qua però un bel danno la combina. Ma andiamo tutti in vacanza? Boh, ho fatto un excursus. Ormai un bel po' in andà o in montagna oppure al mare, a fare i ferri merità e fa niente in un pucar. Unque vi una domanda, ti due t'aveva bel? In Germania, in Olanda, in Egitto o alle Seychelles? Mi rispondi all'antica, qualcosa diceva in sci, mi questa a Bucaresto, in provincia di Castò. Unque vi una domanda presto, due calè il cognosino, o cucù, a Bucaresto, a verdica a via no. «26 luglio, sempre Roma, sempre New York Times». Ma non si conosce. New York Times, anche a ieri, a moda Roma la parla. Dai lettori verranno sapere i disastri che è là. Ampia scelta, la sporcizia, i trasporti fan pietà e gli scioperi una delizia, ma che bella pubblicità. Il divan a tappias più, ai casunelle la vicina, cui cadreghe la TV, la discarica le lontanine. Anche a chi da nulla è stesso, in di bus ti trova tutto, ogni tanto anche quei cessi, in civili dappertutto. E succede ad Avellino, il prefetto ha deciso, positivo al palloncino, la patenza ritira più. Ma sta decisione perché? Tanti giudici che danno la patenza subito in tre, un ritil a fa domadan. I capio bella gente, se la ciuca vuole ricciappare, ad Avellino va a fare niente, anche a ciuc sa può guidare. 27 luglio, mala sanità. Una sciura ricoverà proprio a Roma all'ospedale, la doveva superare ad un rene, un brutto mal, ed in sala operatoria va, al di dell'operazione, ed un rene le ha spurtato, ma tira via quel boom. Aggappassa ben cindì e si accorgono dell'errore. I dottori sanno più sedì, a aver un mal signor. Siamo a Rimini, una sciura, operata al sen e via, per vendila fa la cura della radioterapia. Un dì un sen alla nutà e la pareva una brusatura, ma l'era non sul segno operato, ma sul san. E adesso e allora, se vorrei un risarcimento, fin 30.000 al può costare. E i danè, aspetta un momento, fra 5 anni o già da là. È un proverbio un po' vecchio che l'ha data l'occasione. Gli errori di dottor va sotto a terra senza fare rumore. L'ultima di oggi, Cassazione, fresca fresca. Siamo a Cuneo 2006, che era un povero impresari, che era in crisi da vari mesi, la pagano l'IVA, ma gli operari. Le sta subito condannato, 4 mesi di reclusione, e voler rispettare quel che dice la Cassazione. E di che hanno deciso, la sbagliata pagano i tasse, se l'operario sopposta perduto, le no grave, al gadarangias. Ad Eraclea, che per lei a Venezia lì vicino, tanti immigrati che magari un bel caratterino. Ieri sera hanno protestato,
il mangià al fa pietà, e i bus, gli acciappà, gli gettai sulla strada. Noi sapevamo che da loro, patire a farlo era normale. Hanno detto che questi sciur mangiano ostriche e caviale. Bel ringraziamento che sta, con tutto quel che fanno per loro, quanti invece avremmo mangiato quel che hanno buttato via loro. Finita, È amara e purtroppo ci sono anche le cose amare.